giuga in caluni spera in questo mondo e so sognos volan sempre sprusinar tu abbrazzande sasi stellas che angelos visi zappare anima mia paghe con musica e poesia in questa terra vecchia che adoro in casa amore fare esos coros coros de sole de que e del mare che amano denta di sole le aree pure sabia ma in questa vera mai perdida che si spera durgas parolas si petan tesoro quando è posa del rommi suoro terra de oro in su cielo volano todos os sonhos desos poros que a mí esperan in questo mondo arbe scappare disi via paghe con musica e poesia in questa terra vecchia che adoro in casa amore fare esos coros coros de sole de que e del mare che amano denta di sole le aree pure sabia ma in questa vera mai perdida che si spera pure parola si petan tesoro quando riposa del rommi suoro terra de oro se sue prome terra de oro tu se sue prome terra de in su cielo volano todos os sonhos desos poros que giuga in caluni spera in questo mondo esos sognos volan sempre sprusinar tu abbrazzande sasi stellas che angelos visi zappare anima mia paghe con musica e poesia
tus sueños, de esos foros que jugan calun y espera en questo mundo. Esos sueños volan sempre sprusinar tu, abbrazzando sasi stellas que angelos disi zappagues, anima mia, paghe con musica e poesia. In questa terra vecchia che adoro, in casa amore fai de esos coros, coros de sole, de gelo e del mare, che a mano denta di sole le aree, pure sta vita, mai in questa vera, mai perdida che si spera, durche sparava si bella un tesoro, quando è posa del rommi sudoro, terra d'oro, in su cielo volan tus sueños, de esos foros que a mí esperan en questo mondo, arbe scappare, disi via, paghe con musica e poesia. In questa terra vecchia che adoro, in casa amore fai de esos coros, coros de sole, de gelo e del mare, che a mano denta di sole le aree, pure sta via, mai in questa vera, mai perdida che si spera, durche sparava si bella un tesoro, quando riposa del rommi sudoro, terra d'oro, se sue prome, terra d'oro, tu se sue prome, terra in su cielo volan tus sueños, de esos foros que jugan calun y espera en questo mondo. Esos sueños volan sempre sprusinar tu, abbrazzando sasi stellas que angelos disi zappagues, anima mia, paghe con musica e poesia. In questa terra vecchia che adoro, in casa amore fai de esos coros, coros de
giuga in caluni spera in questo mondo e so sognos volan sempre sprusinar tu abbrazzande sasi stellas che angelos visi zappaghes anima mia paghe con musica e poesia in questa terra vecchina che adoro in casa amore fai esos coros coros de sole de que del mare e a mano denta di sole nuleare pura sabida ma in questa vera mai perdida che si spera durgas palabras y petan tesoro quando reposa el rommi sudoro terra de oro in su cielo volan adottos os sueños de esos coros que a mí esperan en questo mundo arbe scappare di via paghe con musica e poesia in questa terra vecchina che adoro in casa amore fai esos coros coros de sole de que del mare e a mano denta di sole nuleare pura sabida ma in questa vera mai perdida che si spera durgas palabras y petan tesoro quando reposa del rommi sudoro terra de oro se sue prome terra de oro tu se sue prome terra de in su cielo volan adottos os sueños de esos coros que giuga in caluni spera in questo mondo esos sognos volan sempre sprusinar tu abbrazzande sasi stellas che angelos visi zappaghes anima mia paghe con musica e poesia in questa terra vecchina che adoro in casa amore fai esos coros coros de sole de que del mare e a mano denta di sole nuleare
Salve, siamo a Arzachena in attesa di trasmettere la partita tra l'Arzachena e il Tutta Vista Galtelli. Le squadre ancora non sono in campo, aspettiamo che lo facciano. Qui al mio orologio fra 2 minuti dovrebbe iniziare, però ancora i giocatori sono ancora negli spogliatoi. Serata nuvolosa, ancora nessuna pioggia, meno male. Ah? Non se rimane qua, no? Qua rimane. Sì, no, solo un pochettino di vento. Ricordo, siamo qui ad Arzachena in attesa che inizi la partita tra l'Arzachena e il Tutta Vista Galtelli. Le squadre stanno per entrare in campo. Tutta Vista in maglia rossa, il larghero in taglia in maglia verde. Ecco, le squadre che prendono posto al centrocampo. Squadre rivolte verso la tribuna coperta. Noi siamo nella parte opposta, vediamo le spalle, però ce ne sono più gente in questa tribuna scoperta che in quella là dove aspettiamo che l'arbitro dia fischio per iniziare questa partita. Non sono proprio al centro della linea perché c'è il pilastro della copertura che dovrebbe poi se no coprire quando il giocatore calcia calcia il pallone dalla bandierina del calcio d'angolo. La partita inizia, io mi distraggo sempre comunque perché devo mandare avanti il cronometro.
Si spera sempre che non segnino nel momento della mia distrazione. Rimessa per l'Arzachena. Ricordiamo, l'Arzachena si presenta con la maglia verde e tutta vista con quella rossa. Potete vedere anche dal tabellone lo sfondo che corrisponde al nome della squadra e il colore corrisponde al colore della maglietta. Un pochettino in più. Tutta la vista che si difende, rimessa per l'Alghero. Fallo del giocatore dell'Alghero. L'Alghero che va in avanti, rimessa. L'ultimo a toccare è stato il giocatore dell'Alghero. In porta c'è Michele Sanna, fratello del titolare Roberto, oggi influenzato, lo sostituisce il fratello. Una famiglia di portieri, questi Sanna, entrambi giocano nel Tutta Vista Galtellì. Buona la visione del campo perché non ci sono le luci e ombre che disturbano. Una svista tra i giocatori di Tutta Vista, un passaggio che potrebbe essere utile, invece non si sono capiti i giocatori di Tutta Vista. Sono trascorsi 4 minuti dall'inizio, il risultato bloccato solo 0-0, nessuna delle squadre ha fatto un tiro in porta. Le squadre si stanno studiando. Questi sono i tifosi dell'Arzachena, come sentite in sottofondo.
Palla fuori, rimessa per il tutta vista Caltellì. Sarà il portiere Sanna che caricherà del tiro. Caricherà dalla rimessa. Palla fuori, rimessa per il tutta vista Caltellì. Sei minuti, 0-0 il risultato. Bisogna stare attenti. Sembra che sia rimessa per il tutta vista. Palla sull'altro fronte. Sono trascorsi 7 minuti. 0-0 il risultato. Rimessa per l'Alghero. Deve uscire il portiere per respingere il pallone. Azione pericolosa. Calcio d'angolo per l'Alghero. Ancora calcio d'angolo, per l'Alghero. Il 9° minuto, secondo calcio d'angolo consecutivo per l'Alghero. Nulla di fatto, palla fuori, rimessa per il tutta vista.
facile presa del portiere Sanna. Svarione, l'Alghero in vantaggio, 1-0 per l'Alghero, scusa, per l'Arzachena. Troppo facile la difesa del Tuttavista, non ha saputo gestire. Già l'Arzachena in vantaggio all'11° minuto del primo tempo. Facile perché la difesa del Tuttavista non ha saputo gestire a dovere, perciò 1-0 per l'Arzachena. All'11° l'Arzachena è passato in vantaggio sul Tuttavista Caltellini. Calcio d'angolo ancora per l'Arzachena. Ecco, un tiro da lontananza, per poco non trae in inganno il portiere. Meno male che il pallone era alto, non ha toccato il portiere, difatti c'è la rimessa. Facile per il portiere, la palla mi è sembrata che è andata fuori. Rimessa per l'Arzachena, che è l'11°, è andata in vantaggio.
punizione a favore della Zachena. Là fuori ha toccato per ultimo il giocatore del tutta vista, mi è sembrato. L'azione poteva essere pericolosa, il giocatore dell'Arzachena non ha agganciato il pallone. Calcio d'angolo per tutta vista, primo calcio d'angolo per tutta vista. Spinta. Siamo al 19esimo, risultato in favore dell'Arzachena. L'arbitro è andato a dire qualcosa alla banchina dell'Arzachena, non so quale sia il motivo. Il giocatore del tutta
visto ammonito per questo fallo. Sembra che non sia niente di grave. Rimessa, giocatore dell'Alghero non ha agganciato il pallone. Calcio d'angolo per l'Arzachena. Palla sul palo, poi ha toccato un giocatore che l'ha mandata di nuovo in calcio d'angolo, mi sembra, sì, quindi fate così. Altro pericolo per tutta vista Caltellini. Nulla di fatto, un giocatore dell'Arzachena ha mandato direttamente il pallone fuori, se l'ha rimessa per il tutta vista. Il 24esimo, 1-0 per l'Arzachena, ancora un calcio d'angolo. Ennesimo calcio d'angolo per l'Arzachena, mentre in tutta vista ne ha battuto solo uno. Un altro calcio d'angolo dalla parte opposta.
ancora tutta vista non ha tirato nello specchio della porta, ancora assente gli attaccanti del tutta vista. Rimessa per l'Arzachena. Rimessa per il tutta vista. Siamo al 26esimo, risultato a favore dell'Arzachena per 1-0 per il gol che hanno realizzato all'11esimo. Occasione sprecata per il tutta vista, che si è trovato vicino all'area non è fatta ancora. Verso l'artificeria dell'Arzachena. Squadra dell'Arzachena che ha militato anche in Serie D. Ventinovesimo, risultato sempre in favore dell'Arzachena. Palla indietro verso il portiere. Successivamente anche il portiere a sbagliare il rinvio.
rimessa per il tutta vista Caltellini. Palla fuori, dovrebbe essere rimessa per lì. Deve essere rimessa per l'Arzachena, penso, sì. Tutta vista non riesce ad andare a impostare l'azione d'attacco, ancora non è riuscito ad andare nell'area. Un altro sbaglio. Ancora rimessa per la Zacchena. Rimessa per la Travista. Vediamo se riesce, è riuscito Meloni. L'arbitro fa giocare nonostante il fallo subito dal giocatore di tutta vista. Il giocatore di tutta vista ancora a terra. Nessuna munizione, in questo caso si meritava come quella data a tutta vista, in questo caso all'Alghero non gli ha dato, al giocatore dell'Alghero non è stata data la punizione come dovrebbe essere. Bella parata da parte del portiere. Ennesimo calcio d'angolo
per l'Arzachena. Siamo al 35esimo. Trentaseiesimo calcio d'angolo per l'Arzachena. Respinge la difesa bene, adesso parte in contropiede, vediamo se cosa ne esce fuori. Purtroppo hanno già perso il pallone. Questa volta calcio d'angolo per il tutta vista Galtellì. Siamo a 37 minuti dall'inizio del primo tempo. Come potete vedere nel tabellone, l'Arzachena è in vantaggio per 1-0 sul tutta vista Galtellì. Anche questa volta non è stata fortunata. Palla fuori, rimessa per l'Arzachena. Una posizione a favore dell'Arzachena. Una posizione molto favorevole al limite dell'area.
Vediamo cosa succede. Caricato il numero 10 dell'Arzachena, alto, tiro alto, il tiro non si è abbassato come forse voleva un giocatore di casa. Palla fuori, rimessa per il tutta vista. C'è una palla a tutta vista. Troppi dribbling non sempre vanno a buon ritmo. Palla alta. Punizione a favore dell'Arzachena.
fallo dell'attaccante. Siamo già trascorso al 45esimo, un minuto oltre. Siamo a 2 minuti oltre il 45esimo, non so perché si sta recuperando qualcosa che non ho visto, che non ho visto nessuna perdita di tempo. Eccoci qua. Le squadre ritornano negli spogliatoi. Risultato favore all'Arzachena 1-0. Torniamo là, ci sentiamo dopo per il secondo tempo.
sueños volan sempre sprusinar tu, abbracciando sasi stellas que angelos visi zappades, anima mia, paghe con musica e poesia. In questa terra vecchina che adoro, in casa amore fai de esos coros, coros de sole, de gelo e de mare, che amano denta di sole e mare, pure sabia, ma in questa vera, mai perdida che si spera, durgas parolas si petan tesoro, quando è posa del rommi suoro, terra de oro, in su cielo volan tus sueños, de esos coros que a mí esperan in questo mondo, arbe scappare, disizio e via. Paghe con musica e poesia. In questa terra vecchina che adoro, in casa amore fai de esos coros, coros de sole, de gelo e de mare, che amano denta di sole e mare, pure sabia, ma in questa vera, mai perdida che si spera, purché sparola si petan tesoro, quando è posa del rommi su coro, terra de oro, se tu e pro me, terra de oro, tu es tu e pro me, terra de oro, tu es. In su cielo volan tus sueños, de esos coros que jugan caluni spera in questo mondo, esos sueños volan sempre sprusinar tu, abbracciando sasi stellas que angelos visi zappades, anima mia, paghe con musica e poesia.
esos sueños, de esos oros que jugan calun espera en questo mondo. Esos sueños volan sempre sprusinar tu, abbracciando esas estrellas que angelos visitapagues, anima mia, pague con musica e poesia. In questa terra vecchina che adoro, in casa amore fai de esos coros, coros de sole, de gelo e del mare, che amano denta di sole e leare, pure essa vita, ma in questa andera, mai perdida che si spera, durques paraulas y petan tesoro, quando le posa del rommi suoro, terra de oro, in su cielo volan a todos los sueños, de esos poros que a mí esperan en questo mondo, arbe scappare di via, paghe con musica e poesia. In questa terra vecchina che adoro, in casa amore fai de esos coros, coros de sole, de gelo e del mare, che amano denta di sole e leare, pure essa via, ma in questa andera, mai perdida che si spera, purché paraulas y petan tesoro, quando le posa dentro mi suoro, terra de oro, se sue pro me, terra de oro, tu se sue pro me, terra de oro, tu Ecco, si inizia il primo tempo, si inizia dopo il primo tempo il secondo tempo, scusate, mi spiace, sono un po'... Aspettiamo che l'arbitro faccia iniziare questo secondo tempo. Eccoci qua. Ricordiamo il risultato acquisito nel primo tempo. All'11° del primo tempo
l'Arzachena è passato in vantaggio. Vediamo se in tutta vista saprà recuperare. Di solito al secondo tempo diventano più aggressivi, ci mettono più grinta e più delle volte riescono a recuperare la partita. Vediamo che anche questa volta sia lo stesso. Fino adesso non sono riusciti a fare un tiro in porta. Non vedo cambi negli fili del tutta vista. Secondo me manco quelli dell'Arzachena. La punizione per il tutta vista lì al primo minuto del secondo tempo. Vediamo se saprà approfittare di questa punizione vantaggiosa e saprà concretizzare. Troppo alta, l'intenzione era buona, il tiro di Meluni, però nulla di fatto, il pallone è troppo alto, perciò il portiere dell'Arzachena non è stato impegnato per niente dagli attaccanti del tutta vista. Si spera che siano più fortunati in questo secondo tempo. Ecco. Secondo gol da parte dell'Arzachena. Purtroppo tutta vista si è peggiorato la situazione da un gol di scarto, adesso sono due il gol di scarto. Purtroppo se l'allenatore non prende provvedimenti e fa inserire altri giocatori che ci abbiano il frutto del gol, che sappiano sfruttare le occasioni, perciò dopo 2 minuti un altro gol a vantaggio dell'Arzachena, 2-0. Ecco, come ho detto, sembra che mi abbia sentito, l'allenatore sostituisce chi è entrato? Mastio. Solinas è entrato Mastio. E Solinas chi? Mattia. Mattia è uscito? È entrato Mastio. Beh, Mastio come difensore il suo ruolo vero e proprio, anche se tutta vista ha bisogno di attaccanti. A 2 minuti dall'inizio del secondo tempo l'Arzachena ha segnato un altro gol, rimessa per l'Arzachena. Non si riesce ad uscire.
rimessa per tutta vista. No? Non è uscito Solinas. Non è uscito Solinas, no? E chi è uscito allora? Solinas è qua, in 5, no? Vabbè, non è importante, intanto non le nomino nessuno. Un'altra punizione a favore dell'Arzachena, anche questo al limite dell'area di rigore. È uscito? Rodriguez. Anche questa per un palo non riescono a fare il 3-0, poco non fanno il 3-0 nell'Arzachena. Calcio d'angolo. Sono per il centro. La fuori rimessa per tutta vista. No, non era fuori. Scusate. Punizione a centrocampo. Non si capiscono proprio, guarda. Se non si svegliano. Un calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Arzachena. Eccolo qua, anche questo. Anche questa volta tanti ripalli, 1, 2, 3. E siamo 3-0. Ma gliel'hanno dato? Non lo so. Non so se prima l'arbitro ha indicato il dischetto, vediamo adesso se cosa deciderà. L'arbitro sta ascoltando il capitano Simone Mameli, sicuramente gli sta dicendo qualche irregolarità che c'è stata. 3-0 ormai, una partita
Sì. Gol assegnato 3-0 per l'Arzachena, goleada per l'Arzachena. Bisogna tentare tutto per tutto, rischiando anche altri gol, però qualcosa bisogna fare l'allenatore, fare entrare altri giocatori più freschi, giocatori più portati all'attacco, tipo Salvatore Caggio. Ci vediamo se Salvatore Caggio, nonostante che non ci abbia gli allenamenti, perché è rientrato da poco, non abbia più la forma. Ancora un gol fallito. Ancora un gol fallito. Ed esce? Caggio non è entrato ancora. Caggio no, vero? Si sta preparando. Calcio d'angolo per l'Arzachena. Ecco, entra Caggio. Caggio e Fedeli, vero? Ed esce? Numero 15. Murgia. Che Ruggeri ha tolto. Come? Ma Ruggeri è l'attaccante? Mi sa di sì. Sì. Ecco, questi sono i giocatori che dovrebbero prendere posto. Salvatore Caggio, si va a battere il calcio d'angolo da parte dell'Arzachena. Fuori gioco, vero? Fuori gioco, vero? Siamo a 14 minuti, 3-0 per l'Arzachena. Un gol nel primo tempo e 2 del secondo tempo. Un'altra punizione per fallo del giocatore di tutta vista da parte del numero 7, il giocatore di colore.
in forma, già no. Oh, il campo è un campo di poco. Il campo è un campo di poco. Fuori gioco dai giocatori dell'Arzachena. Rimessa per il tutta vista. Palla fuori. Rimessa per il un altro giallo per il giocatore di tutta vista. È venuto a me. 2 gialli per il giocatore di tutta vista, 0 gialli per l'Arzachena. Punizione. Comunque l'arbitro i falli fatti dall'Arzachena non li ha mai puniti, mentre quelli fatti da tutta vista ha tirato fuori sempre in giallo. Non ho visto granché differenza tra i falli da tutta vista e questi dell'Arzachena. Mi fa di dire sempre Alghero, non so perché. Nulla di fatto. Palla sprecata da parte del tutta vista. Non bisogna sprecare, soprattutto perché si sta perdendo ogni palla. E oro. Siamo al 18esimo, 3-0 per l'Arzachena. Se si riesce. Ricordiamo il risultato 3-0 a favore dell'Arzachena. Rimessa per l'Arzachena. Vedere un po' più di grinta dalla parte dei giocatori di tutta vista in confronto a quello del primo tempo. Bisogna ricorrere tutti i palloni, affrontarli. Un ripallo favorevole potrebbe essere quello buono.
fuori gioco, fuori gioco. Giocatori di tutta vista che si distinguono dagli altri per grinta. Ecco, anche qua sfortunate, se prendeva il pallone si poteva creare una bella azione. Sto vedendo qualcosa di diverso in questo secondo tempo, soprattutto in questo momento, tutta vista che non è, che sta mettendo in atto la sua grinta, la sua arma vincente, la grinta, tale grinta che l'ha fatto vincere tantissime partite. Questo tutto solo, oddio, bravo il portiere questa volta, sarebbero state 4, bravo il portiere, però questa cosa non deve succedere, non bisogna mai sperare che sia il portiere che faccia miracoli, perché non sempre i miracoli vanno a buon fine. Cosa fa il Cagliari? Cagliari? Potete avere anche un enorme vantaggio in questo caso. Ecco un ripallo. Fuori gioco, fuori gioco. È rimessa per tutta la vista. Buona l'idea, ma il pallone non ha girato. Il portiere della Zacchena ancora non è mai intervenuto a parare un tiro dall'attaccante di tutta vista. Però tutta vista non è mai domo, anche a Nuovo Santo perdeva 3-1 ed è riuscita a pareggiare la partita. Speriamo per loro che avvenga lo stesso.
palla fuori, rimessa per il tutta vista. Certo il campo è in brutte condizioni, il tutta vista è abituato a giocare nel sintetico, anche quello lo condiziona. I palli e i rimpalli sono diversi. Punizione per il tutta vista. Cazzo va, fatti spostare. Siamo al 27esimo, 18 minuti alla fine del secondo tempo, risultato a favore delle Lazzacchena per 3-0. Nulla di fatto, noi da con la punizione, nulla. Rimessa per l'Arzachena. Rimessa sempre per il tutta vista. Palla riuscita, palla fuori. Sì, rimessa di nuovo per l'Arzachena. No, è caduto da solo, è scivolato da solo, questa punizione non c'era. Pallone ancora in campo, no, adesso è uscito. La Lazzacchena fa un cambio. Siamo al 30esimo, un quarto d'ora alla fine del tempo regolare. La partita per tutta vista non si sblocca. Dai subito, cazzo. Ecco di nuovo, ecco. Ancora il portiere, se non fosse per lui oggi sarebbe ancora peggio. Calcio d'angolo.
il contropiede, l'alzachiena si fa sempre trovare il contropiede a tu per tu col portiere, cosa che non dovrebbe succedere perché il portiere risolve fino a un certo punto, non sempre può risolvere il portiere. Eccone un altro calcio d'angolo. Ormai l'Alzachiena pago del risultato, gioca sicuramente meglio. Rimessa. Gioco fermo perché? Perché c'è un giocatore di tutta vista che ha subito un colpo. Si nota insomma che nelle punizioni della Sachena l'arbitro non toglie nessun cartellino, al contrario di quelli delle... ecco, anche questa sbagliata. Rimessa in laterale, vediamo che anche la Sacchiana sostituisce un uomo. Siamo 34 minuti, 11 minuti dal termine, il risultato è sempre fermo, solo 3-0 per la Arzachena. Nulla di fatto, l'arbitro ha visto un fallo dell'attaccante del tutta vista. Addirittura un rosso, cavolo, un rosso a Mastio che era appena entrato
il miglior giocatore del tutta vista. Mastio. Tutta vista in 10 per fallo di Mastio. Mastio lascia il campo, uno dei migliori, il difensore del tutta vista, è entrato da pochi minuti, si è beccato il rosso dall'arbitro, anche se non mi è sembrato un tiro proprio che possa punizione. Sicuramente il giocatore non dovrebbe essere così grave da quanto sembrava. Adesso la Zacchena conterà i minuti. Abbiamo visto un giocatore avversario che fa i complimenti al portiere del tutta vista. Complimentandosi per le parate che ha fatto. Palla era in possesso del tutta vista, l'arbitro ha fermato il gioco. Ancora un cambio da parte del tutta vista. Nulla di fatto manco questa volta. Siamo al 40°, ormai il risultato non potrebbe più cambiare, troppo poco ci manca.
Questa volta è riuscito l'arbitro a munire un giocatore della Zacchena, era troppo scandaloso questo, se non l'avrebbe fatto. C'è un altro cambio da parte dell'Arzachena, anzi forse due. Rimessa per il tutta vista. Arzachena 3, tutta vista 0. Questo secondo tempo tutta vista sono stati più grintosi, l'hanno data tutta. Nel primo tempo sono andati peggio. Siamo al 43esimo. Siamo quasi al 45esimo. Tutta vista la tentativa per tutte, per ormai il tempo è finito. Se si fosse svegliato un po' prima forse. Punizione contro il tutta vista. Siamo al 46esimo, perciò un minuto oltre il tempo regolare. Con la rimessa per l'Arzachena.
ancora un altro giocatore, cambio per l'Arzachena. Cagliari. Perso? Un'altra fine. Se la vede brutta adesso, Cagliari. Torniamo a noi, punizione per l'Arzachena. Al 48esimo, già siamo 3 minuti oltre il tempo regolare. Partita senza storia per il tutta vista. Purtroppo questa volta non è riuscito con la sua grinta a ribaltare la situazione. Comunque se si gioca quello come si è giocato nel secondo tempo, sicuramente si andrà avanti con una cosa positivo. Pallone alto, siamo a quasi 5 minuti fuori, oltre il 45esimo del secondo tempo. Risultato 3-0 sempre per l'Arzachena. Si gioca ancora. Siamo al 51esimo, al 50esimo anzi, scusi. Risultato 3-0 per l'Arzachena. Ancora il portiere, bravissimo il portiere. Michele Sanna, il migliore in campo. Se non fosse per Michele Sanna il risultato sarebbe molto peggiore. Siamo al 51esimo, 6 minuti di recupero. Sembra che l'arbitro si sia dimenticato di fischiare.
Ancora una punizione per finisce la partita. La macchina di 20 anni vecchia. Perché ho detto da chi c'è? No, da chi la pasticcia. Risultato finale 3-0 per l'Arzachena. Partita senza storia per il Tutta Vista, questa volta non è riuscito a recuperare come l'avevo fatto con Luogo Santo, che perdeva 3-1. Questa volta non ci è riuscito. Il migliore in campo Matteo Senna, il portiere del Tutta Vista. Con questo finiamo il collegamento. Alla prossima partita. esos foros que julgan que l'uni espera en questo mundo. Esos sueños volan sempre sprusinar tu, abbracciando esas estrellas que angelos visita. Poesia
in su